Buonasera a tutti, BCTV, italiano de oie di Treiki, per Sant'Andrea, due missa e 20 chimbe. Siamo Storinocchi, via Salvemini, in sa sede del BCTV. Bene, andiamo a vedere come si presenta Sadie, sul solito, ecco qua, che si presenta da voi, che lo libero, perfettamente libero, che non è nessuna nughetta, manco pronta a si scampiare dal palaniere, ecco, questa è stata la situazione. Eh, Infatti, su sta Ravallo non era proprio gai, come poi l'avevo anticipato da ieri, solo prendo tutto da die, che 8 gradi, sa massima, e che grado sa minima. Crasa abbiamo un pacchetto di nugas, mezzo coccolato fino a mezzodì e poi coccolato su tutto dai mezzodì in poi da che 8 gradi sa minima, 11 gradi sa massima. Abbiamo un toccamento di dolo da dare, ecco, in che il morto in Macerata Feltria a 72 anni, bustiano fada, e solde pazzette che stavano in Gurumuru, ma prima che saldomos in Gurumuru stavano in Piazza Dome Piporusta, ma non in un Bessadome Vezza, e siamo partiti in continente, pare che solderemo che, lei era più sbagliata, per scritto Mamma Zedda, ma in effetti in partito che solderemo che da. Canta a volta abbiamo giocato e fatto banda, abbiamo bicchinato, chinisse, noi De Mulino, essere appunto di Volumuru, adioso postiamo sempre il sammento. Sentere il Giovia Trecchi, in Sacreia le Macerata, Feltria, a sa una e 40 chimbe, le ortaidie, condolenze alle pazienze, a sua famiglia, tutto, da parte del Bisti TV. Adioso postiamo. Non siamo più visto da cane spizzino menore. A una dei dolo, un eseguimos una di allegria, ecco qua, laurea, si è laureata Rachele Porcu, laurea in farmacia e tecnologia farmaceutica, Chinchente, che lode, in Università di Medicina di Pisa. Rachele è figlia di Giovanna Carro e Massimiliano Porcu. Mentre Saura Deborah Profetos e mentre l'avanzamento a Rachele, Rachele, bella copertina con la tesi, è bello, Master Vrores. Bene, abbiamo un appuntamento è sabato, dalla guerra di Crimea a Suconnotto. Ma questo Suconnotto, noi scodette siata, 20 anni, forse è Suconnotto, a sul moto del Suconnotto, forse. 20 anni di rivolte e rivoluzioni raccontate da Giorgio Asproni. Bitti sabato 15 novembre 2025 ore 17:30, Teatro Ariston, via De Fino 14. Questo è un libro scritto da Stefano Pira, isto di Michelangelo Pira, dialogherà con Gavino Angios e Roberto Pianta, membri del comitato scientifico della Fondazione Asproni. Letture di Dario Cosseddu e modera la serata Maddalena Brunetti. Ecco, questa è sabato Binnichi a sa schimbe e mesa in salone del Sariston Cinema Ariston, non mi da mancare. Altre cose, vabbè, poi ho dato l'indirizzo su LinkedIn, questa Radio Filos, una rubrica, no, vabbè, non è una rubrica su Pallegazza dell'Eda, ma comunque si può ascoltare musica sarda tutto i giorni, è un ispanto proprio chi in Roma ha fatto una radio che trasmette tutto il giorno musica sarda e in Sardegna non vi n'ha manco una che trasmette musica sarda. Io mi ammento solo Radio Sopramonte, mi ammento e poi un pacco Radio Posada, che poi è sparita Radio Posada, poi ho fatto chi tutto sa lunghezza d'onda, si la sei comparata la Lega Nord praticamente di questa zona e la spossedi Galo e a debito tancare è una esperienza meravigliosa che ha cosa di radio posata. Vabbè, poi noi stiamo che ne aumentare Radio Bitti e Radio
o radio Rai Satiro, non la Pimenta, è stata la radio Vizzichesa, a radio Studio 10, mi pare che in un appunto si trasmetteva musica sarda. Bene, colamus a una bella fotografia che battoglia e sul giornale sa Nuova Sardegna, in una beste su tenore vizi che in Mahmood, insomma. Ecco, no, che poi te bisogno che questo inserto di Sa Nuova Sardegna è detta dell'Imba sarda. L'Imba, orgoglio sardo da esportare. L'invito, parliamo i dialetti, il grande potere della musica. Intanto no, un sbaglio fondamentale, se parliamo i dialetti, il che narrare chi sa l'imba e sta a morire. Praticamente questo invito i teachete. Narata e dare un suono sul suo e praticamente a non bere l'imba sarda e quindi la limba sarda comune diventa tas italiano. Ecco, queste s'arrigliano del suo giornale. Il sardo e i dialetti della nostra isola ci devono rendere oggi più che mai fieri di essere nati nella guerra nella terra del vento, delle sughere secolari e delle anziane che ci hanno tramandato saperi antichi. Troppo a lungo la nostra lingua ha subito, in particolare dal dopoguerra, una lenta e inesorabile decadenza dovuta al sistema scolastico di allora che aveva vietato il sardo tra i banchi e ne aveva causato il progressivo disuso. Ci dobbiamo rendere conto che quella lingua che sentiamo parlare dai nostri nonni nei paesi e nelle città ha e deve avere pari dignità dell'italiano e dell'inglese. Va tramandata e preservata. Se non fosse così, perderemmo parte di noi e del nostro essere sardi. Deve quindi essere nostro interesse imparare questa lingua e porci come protettori di una realtà unica in tutto il mondo. Ma figurati, perché a Sospizionello si impara solo l'italiano, perché siamo noi soli il futuro della nostra isola e quando verranno le generazioni future dovremo essere in grado di fare da tramite tra le vecchie e le nuove. Con il sardo sono state scritte canzoni che ci hanno reso famosi in tutto il mondo e che hanno fatto emozionare intere generazioni. Basti pensare a quei cantanti che sono riusciti a portare la nostra bella lingua e gli elementi della tradizione sul palco del Festival della canzone italiana a Sanremo, tra i quali Andrea Parodi e Ita Zenda, e ancora più di recente il nostro Mahmood, che ha portato a Sanremo il tenore di Biti, il cui canto è patrimonio immateriale dell'umanità. Ma anche Maria Carta, così come Maria Giovanna Cherchi, sono state e sono cantanti straordinari. Si dimenticano a Marras, insomma, a Piero Marras. In passato nei paesi c'erano i cantori e i poeti estemporanei che rallegravano le feste e non solo con le loro gare poetiche, confronti di altissima cultura, perché per saper poetare bisogna prima di tutto avere una grande conoscenza delle regole metriche ed un ampissimo bagaglio culturale, anche perché i temi potevano essere i più svariati. E questo è poi seguita a pagina numero 26 e questo arrivano è beneato il titolo completamente sbagliato. No, da innanzi sono anni in casa spade e armi da Software. Non riesce a canale Software, 22enne denunciato. Controlli dei carabinieri di Bitti. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, organizzato dalla compagnia carabinieri di Bitti, i militari della stazione del paese hanno eseguito una perquisizione domiciliare ad Onanì nei confronti di un giovane di 22 anni. All'interno della sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto una spada giapponese tipo katana, corrispondente a una scimitarra o sciabola ma con impugnatura a due mani, una spada tipo potence e inoltre diverse armi da software, anche dette airsoft, gum,
repliche di vere armi, ecco qua, da fuoco leggere, cioè una replica. Un particolare però ha attirato l'attenzione dei militari durante i controlli. Le armi custodite nell'abitazione del giovane erano prive del tappo rosso, elemento obbligatorio per distinguere chiaramente le repliche da quelle reali. I successivi accertamenti inoltre hanno evidenziato che il giovane non aveva denunciato la detenzione di tutto il materiale all'autorità competente. Le armi sono state sequestrate, mentre il 22enne è stato denunciato per detenzione abusiva di armi all'autorità giudiziaria. E vabbè, insomma. Andiamo ad innanzi, lana isolante con le tarme, nuova condanna al produttore. Siamo stati danni purtroppo dessa Caprolo SRL, cioè dessa Brabica di Santo Giovanni. La casa bio invasa dai lepidottori, cioè Starmara, risarcimento al proprietario. Oh, yeah, yeah. La lana di pecora, utilizzata come isolante per una casa in teoria totalmente ecosostenibile, si era rivelata abitata da migliaia di lepidotiri, al punto da rendere invivibile l'appartamento, che i proprietari dovranno smantellare per un risanamento radicale. Quel materiale, noto come edilana, è in particolare del tipo MAT 3 D40, applicata nell'intercapedine delle pareti perimetrali dei tramesi e del tetto dell'abitazione, ha portato per la seconda volta la ditta produttrice La Tessile Cravolo di Bitti ad essere condannata al risarcimento dei danni al proprietario dell'appartamento. La Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Nuoro, che aveva dato ragione a Matteo Cara, noto geografo e naturalista di Nuoro, e condannato la ditta Tessile Caprule SRL di Bitti a risarcire il danno quantificato in circa 40.000 euro, oltre alle spese legali. Cara era assistito, l'associazione paradossale è quella in cui si era trovata la famiglia Cara, che aveva deciso di utilizzare, eccetera, eccetera, nel 2013. Concluso a Nuoro, il consulente della Tessile Carbone SRL aveva anche dichiarato che il materiale veniva impregnato di insetticida in barba alla dichiarazione di assenza di additivi, allergenti e di atossicità. In ogni caso la Carbone SRL, ditta produttrice, come dichiarato nella scheda del prodotto, che recita sito di produzione stabilimento tessile Cravolo Bitti Nuoro, non ha fornito la prova richiesta dal codice del consumo, che il difetto del materiale, cioè l'infezione di lepidotiri, non esisteva al momento in cui il prodotto veniva messo in circolazione. La consulenza tecnica d'ufficio non ha escluso che il prodotto presentasse una infestazione latente presente nel materiale prima della posa. Vinta la causa, alla famiglia Cara non resta ora che un trascurabile adempimento, smantellare la casa e renderla praticabile. Aiaia, aiaia. Allora, nuovi incidenti nella strada trappola dei Tesemuserdane del Sacchetto 31 DCN, insutrati specialmente scontro tra l'auto di un pensionato e una Jeep aziendale, traffico paralizzato, paura per gli studenti della baronia, 2 bus coinvolti in un tamponamento. E che magari ne adesso tratto che vamos in a corso. La strada che collega Nuoro alla 131 DCN si conferma una trappola per automobilisti e pendolari. In poche settimane quella che dovrebbe essere la principale e l'unica porta d'ingresso alla città è diventata un simbolo di insicurezza e disagi, un accesso tutto sotto osservazione, teatro di troppi incidenti. Oh, yeah. Mancano il medico e il sindaco scrive al prefetto, danne desilano, assistenza negata. Si muove qualcosa sull'ascot di Desolo, cioè in pratica poi teso ai danni di costo, cosa è scrittica veramente in tutto già il video
specialmente adesso centro, in un in pratica mancata intanto l'occasione un servizio fondamentale che è scorso il suo dottore de base e abbiamo visto una proposta di Forza Italia, gruppo da dare alloggio gratis al dottore de base che ha commentato a che parte di una proposta che abbiamo fatto noi come partito, cioè il corso di rendere dottore de base una espansione del suo servizio sanitario o generale, insomma. Medicina al collasso, pochi specialisti e pazienti dimenticati. Il cappellano dell'ospedale di Isoli, la situazione ora è insostenibile, quindi nessuno a quanto pare che miracolo su questa questione sanitaria e commente imus prima Zemo Gallo. A filo penne. Sul progetto di riassetto di Abbanoa tutte le opposizioni all'attacco, interrogazione alla giunta anche sulle ricadute occupazionali. Imprudente e azzardata, così le opposizioni in Consiglio regionale, tutte unite, definiscono l'operazione con la quale Egas ha avviato le procedure per l'uscita delle capitali della regione da Abbanoa, impedendo, secondo gli auspici dell'ente di governo dell'ambito Sardegna, impedendo quindi, secondo gli auspici dell'ente, la gara per l'affidamento della concessione del servizio idrico integrato oggi in capo alla Abbanoa, cioè poteva tornare ad un'agenzia privata, quindi una privatizzazione del Sabba. Tutti i gruppi in consiglio, anche Sardegna 2020, che pure ha nel presidente di Egas Fabio Altieri, sindaco di Calangiano, il suo autorevole esponente politico, hanno presentato una interrogazione alla presidente Todde, nella quale, oltre a chiedere chiarimenti sull'operazione societaria, si citano anche regalie a cadeau natalizi, sui quali gli interroganti chiedono di eventuali segnalazioni alla Corte dei Conti. L'interrogazione a prima firma Stefano Schirru, Alleanza Sardegna, seguita da quella dei colleghi Peru 2020. Vabbè, tanto può anche qualche cosa. Confermato dal presidente di Abbanoa Giuseppe Sardu, e cioè internalizzazione del personale addetto alla conduzione e gestione degli impianti di depurazione da parte di Abbanoa, con conseguenti criticità e possibili conseguenze sui lavoratori e sulle tariffe idriche applicate all'utenza. Da questo punto di strategia societaria si passa al progetto di riassetto azionario e a un altro di diverso spessore. Dagli organi di stampa è emerso che la società ha sostenuto spese di rappresentanza in occasione delle passate festività natalizie per i propri dipendenti e sostiene le spese di trasferta, vitto e alloggio del presidente, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, è nanne chi in Abbanoa pure chi è sallinto lo spordiche de Sumele. Oh yeah. La rivolta dei pronto soccorso, stanchi di essere il bersaglio, e cioè lo del pronto soccorso sono sempre scusa avvilito, la gente che è arrivata in IE e che richiede soccorrita diretta, ma non bisogna la possibilità che si struttura qui Bescomo. I primari difendono il presidio di Carbonia e scrivono all'assessore che poi è successo proprio cosa in Carbonia. E arriviamo alla politica internazionale, Gallo più sconfusa che mai. Epstein, un'email mette nei guai Trump, Epstein inchieste, scusami, finanziarie che praticamente scambia che sono spottenti se piscinetta o piscinetta minore, cioè di pedofilia. E a quanto pare in mezzo su questo scomparatore di questa merce tipo Trump. Il finanziere scriveva: lui a casa mia con una ragazza, Casa Bianchi, falsità, Casa Bianca in realtà falsità.
i parlamentari democratici della Camera statunitense hanno pubblicato delle mail in cui Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere, scriveva che il presidente Donald Trump aveva trascorso ore a casa mia con una delle sue vittime, Poteschie. Lo rivela il New York Times, spiegando che altre mail suggeriscono che Epstein ritenesse che Trump sapesse molto di più sui suoi abusi di quanto lui stesso abbia ammesso. Secondo i rappresentanti democratici della Commissione di vigilanza della Camera, le mail, selezionate tra migliaia di pagine di documenti ricevuti, sollevano dunque nuovi interrogativi sulla relazione tra i due uomini. In una delle mail Epstein affermava senza mezzi termini che Trump sapeva delle ragazze, molte delle quali scoperte in seguito dagli inquirenti come minorenni. In un'altra mail Epstein si chiedeva come rispondere alle domande dei media sul loro rapporto, visto che Trump stava diventando una figura politica nazionale. La Casa Bianca, aggiunge il quotidiano, non ha risposto immediatamente alle richieste di commento. Trump ha sempre negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento o conoscenza dei traffici sessuali di Epstein. Ha affermato che lui e Epstein, morto suicida in una prigione federale nel 2019, un tempo erano amici ma poi hanno litigato. Vabbè, gatto e la volpe. Bene, la mail di Epstein, Trump a casa mia con Virginia Giuffre. Diffusi messaggi scambiati tra il finanziere e la complice. Ted Donald attacca, costretto a querelare la BBC, truffa la gente. Questo è poco, la BBC ha montato due video in un praticamente Trump che si attaccamente su sostenitore dell'assalto su Campidoglio, commente chi non lo siete, ma nella mitura corruzione Zelensky silura due ministri. L'operazione Milda bussa alla porta del governo di Volodymyr Zelensky e il presidente ucraino risponde chiedendo la testa dei ministri della giustizia e dell'energia, caduti sotto la scure dell'ennesimo scandalo di corruzione che stavolta ha investito il settore energetico. Propriamente i raid russi smantellano gli impianti ucraini, lasciando ogni giorno migliaia di persone al buio e senza riscaldamento. Se ci sono accuse bisogna rispondere, ha detto il leader di Kiev, chiedendo alla premier Yulia Suridenko le dimissioni dei due membri del governo. Neanche 2 ore dopo entrambi hanno rimesso il loro incarico. Troppo alta la posta per l'esecutivo che nell'ultimo maldestro tentativo di riformare al ribasso le agenzie anticorruzione del paese ha scatenato in estate le più dure contestazioni di piazza dall'inizio della guerra e che vede nella lotta a tangenti e illeciti una delle chiavi necessarie per aprire all'Ucraina le porte dell'UE. Lo scandalo è esploso a seguito della maxi operazione lanciata lunedì dall'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino, che ha scoperto un sistema di corruzione nel settore energetico con 100 milioni di dollari di fondi riciclati. Ad aver orchestrato lo schema sarebbe stato Timur Mindic, imprenditore vicino a Zelensky, che secondo la procura ha sfruttato rapporti amichevoli con il presidente dell'Ucraina nelle sue attività criminali. È nel pendolo dell'amministrazione Trump che ondeggia tra le lusinghe e la delusione per Vladimir Putin. Londra ha provato a correre ai ripari, tentando di riaprire un dialogo diretto sotto banco con Mosca, dopo anni di gelo. A liberarlo è il Financial Times, secondo cui la mossa del governo di Keir
Starne voleva dare maggiore voce alle posizioni occidentali sulla guerra, scavalcando di fatto gli Stati Uniti. Un approccio tuttavia fallimentare, come confermato da Dmitry Peskov. Il dialogo non si è sviluppato, ha tagliato corto il portavoce del Cremlino, mentre dal G7 in Canada il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che gli USA incoraggiano la Russia ad impegnarsi direttamente con l'Ucraina per la pace, una posizione che vede anche il sostegno dell'Italia. È una questione di buon senso, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oh yeah. Maduro si prepara alla peggio, Maduro è su autarca Argentina, Venezuela, scusate, sono almeno 200.000 militari dispiegati in Venezuela contro la minaccia imperialista USA, mentre cresce la tensione nei Caraibi con l'arrivo della portaerei US Gerald Ford, la più grande ai comandi del Pentagono in movimento per raggiungere il suo gruppo d'attacco di oltre 4.000 marinai e decine di aerei da combattimento. Oh, yeah, yeah. Insomma, siamo il vogliamo a tirare guerra, altro che Nobel per la pace. Bene, tancamoci no che siete una vera de oie, nos damos l'appuntamento con capo brincato ecco sulle radio ma per la Radio Filos, ecco, e no che forse vi torniamo un attimo, Radio Filos voglio patentare de anche scarchi mezz'oretta di trasmissione di Radio Filos in Vizi TV, ne le sapena veramente dell'intendere. Terminiamo siete novella de oie, questa sigla di tancatura, ecco, poniamo la musichetta. Tanti no, chiediamolo chi ha mannato ecco Ciriaco me la ricordo di Radio Bitti, era un ragazzino quando c'era certo Bitti dai Meta, Radio Bitti e Radio Studio 10 a mezzo vedere di buona tutto dai Bizzi TV mentre a casa